Cari telespettatori, ben ritornati a Parliamo con FNP CISL e di pensionati, di situazioni sociali, di problemi che debbono essere risolti. Vanna Giantin, ben ritornata qui con noi, Grazie. Segretaria regionale del Sindacato dei pensionati della CISL FNP, e abbiamo il piacere con lei di chiudere un po' prima della sospensione estiva, chiudere un capitolo che è stato abbastanza difficile quest'anno, perché causa Covid e tutto, tanti problemi si sono accumulati, non sono stati risolti come magari si auspicava, poi si andrà naturalmente a elezioni, per cui vedremo cosa succederà successivamente, ed è bene fare un po' il punto della situazione, sia per quel che riguarda la situazione del governo centrale, i provvedimenti da prendere, sia per quel che riguarda a livello territoriale e regionale. Tante sono le questioni calde, questa vuole essere un po' una puntata che riassuntiva tra virgolette, però anche di monito per quel che deve essere fatto da parte dei politici, delle istituzioni, per cui a lei l'arduo compito. Segretaria, però prima di incominciare la nostra chiacchierata insieme, siccome accennavo a questioni nazionali di non poca importanza, voi recentemente avete fatto un incontro con i delegati rappresentanti dell'FNP regionale e c'è stata una presenza anche significativa, perché chi avevate in questo incontro? Avevamo il nuovo segretario nazionale dei pensionati della CISL, che si chiama Piero Ragazzini. Quindi un'occasione anche per conoscerlo. Sì, ma anche lui è stato eletto il 4 di febbraio. Poi sventurato. È caduto anche lui sulla pandemia e sul lockdown, e quindi era la prima riunione, diciamo, in persona, in contatto con i delegati. Riunione quindi ufficiale. Allora, in questa occasione è stato intervistato, vediamo l'intervista insieme e poi possiamo commentarla e aggiungere gli altri temi invece più di carattere regionale. Vediamolo insieme. Dottor Ragazzini, siamo nella fase 3 o fase 4, a seconda di come la vogliamo chiamare. Questa fase di post-emergenza Covid è molto complessa per tutti i pensionati dopo il lockdown. Dobbiamo avere ancora molta attenzione, ovviamente, perché ancora non siamo usciti definitivamente dalla crisi sanitaria, però adesso cominciamo a preoccuparci anche della crisi economica e crisi sociale che sta attanagliando il Paese e quindi anche i pensionati. Io credo che il primo punto su cui dobbiamo subito con il governo provare a costruire un grande patto sociale è quello di trovare le misure necessarie per la crescita e lo sviluppo, perché senza lavoro ovviamente c'è un problema per i giovani, per il Paese, ma c'è un problema alla lunga anche di tenuta dal punto di vista assistenziale e previdenziale. Questa assemblea di oggi qui a Venezia ha anche l'obiettivo di buttare giù i primi passi per questo progressivo rilancio. Quali saranno i primi passi? Il primo è questo, appunto, di creare lavoro e sviluppo. Il secondo ovviamente di ripensare la sanità pubblica, che come abbiamo visto ha dato dei risultati non eccellentissimi, anche se devo dire per onestà intellettuale che in questa regione è stato abbastanza messo sotto controllo l'epidemia, però abbiamo visto che il sistema sanitario nazionale dopo anni e anni e anni di tagli ha sofferto molto questa situazione. Quindi credo che il primo punto per quanto ci riguarda è quello di ripensare al sistema sanitario pubblico, e sottolineo pubblico, e ovviamente credo che sia arrivato il tempo anche di avere una legge per la non autosufficienza, perché le famiglie che hanno vissuto questa situazione con persone non autosufficienti sicuramente sono state quelle più fragili, quelle che noi dobbiamo in qualche maniera tutelare di più. Allora, eccoci qua. Allora, segretaria, qua ci sono dei temi grossi, enormi, di non facile soluzione. La crisi economica e il patto sociale. A questo punto si innesca la questione delle pensioni. Allora, diciamo che il problema del patto sociale ce l'abbiamo anche in Veneto, nel senso che in Veneto non ci sono stati enormi licenziamenti, tutto sommato la diminuzione dei posti di lavoro sono stati solo 67.000 e sono stati mancati rinnovi di contratti in scadenza, oppure addirittura mancano i contratti nuovi, quelli stagionali. Il
problema vero è che questo contenimento ha portato a una miriade di domande di cassa integrazione di tutti i tipi, normale, ordinaria, straordinaria, in deroga, che per fortuna l'INPS del Veneto è riuscito a pagare correntemente, quindi non si sono create quelle situazioni che si sono create in altre regioni del Veneto di mancata continuità, diciamo, di erogazione dell'economia, però questo è un problema che va risolto, nel senso che se non c'è lavoro, non c'è possibilità di contribuzione, a lungo andare viene meno anche il problema delle pensioni, perché non entrano contributi e le nostre pensioni sono pagate dai contributi di chi lavora. Sappiamo che in Veneto ci sono dei punti critici molto forti, uno è il turismo, chiaramente, soprattutto nelle città d'arte, l'altro è il commercio che sta riprendendo con molta difficoltà, però l'ultima relazione della Banca Italia sulle regioni ci dice anche che il Veneto ha anche una difficoltà di riprendere le esportazioni, soprattutto quelle nell'ambito della Comunità Europea. La CISL regionale del Veneto sta mettendo a punto delle diciamo così, iniziative sia per contattare la tenuta dei posti di lavoro, la formazione dei lavoratori eventualmente per un ricambio di operatività, ma soprattutto anche per poter avere la possibilità di ridiscutere il rilancio produttivo, perché senza di quello non andiamo da nessuna parte. Perché è un gatto che si morde la coda sostanzialmente, esatto. Quindi, perché sembra che siano due mondi staccati che non hanno alcun rapporto l'uno con l'altro, invece no, perché è tutto interdisciplinare. Se non riprende l'economia è chiaro che diventa difficile tutto il resto, perché poi noi possiamo prendere i soldi dell'Europa che ci viene in aiuto, ma poi sono debiti che nel futuro bisogna pagare sostanzialmente, e quindi è necessario rimodulare il nostro modello produttivo e soprattutto rimodulare il modello occupazionale. Su questo procedete a livello unitario oppure è una vostra cavallo di battaglia? No. Allora, su questo c'è il discorso unitario anche a livello nazionale. Poi è chiaro che le ricadute, e lo gestiscono CGIL, CISL e UIL Confederale. La nostra segretaria nazionale ripete continuamente che ci vuole un grande patto sociale per far ripartire il Paese. Poi invece c'è l'altra problematica specifica dei pensionati che viene seguita dalle 3 federazioni FNP, SPI, WILP, che sono le federazioni dei pensionati. Quindi, ecco, relativamente all'aspetto che lei accennava dei soldi dall'Europa, eccetera, in che posizione vi ponete nei confronti del MEF? Noi come CISL, come FNP CISL, abbiamo fatto pubblicamente il sostegno del MEF. Siamo convinti, tra l'altro abbiamo fatto una sintesi che abbiamo inviato a tutti i parlamentari veneti chiedendo che la sostengano, perché siamo convinti che soldi che sono a disposizione subito, a quasi zero di interessi e che devono essere destinati alla sanità, anche il Veneto ne ha bisogno. Perché abbiamo visto con questa pandemia che ci sono problemi di ospedali di comunità, di sanità di territorio, ma c'è ancora aperta tutta la partita delle case di riposo e delle IPAB. Quindi sono soldi che possono essere utilissimi anche in Veneto, che tutto sommato ha una sanità un po' migliore di qualche altra regione, sicuramente migliore di quella della Lombardia. Che poi è migliore di quella delle regioni del sud, che esatto. È disastrosa, perché è meglio neanche volgere lo sguardo. Da questo punto di vista, ma non è preliminare prima fare una riforma delle IPAB e poi una volta ripensate, perché sono strutture socio-sanitarie, però diciamo che le persone che sono ricoverate, chiamiamole così, sono sanitarie, prettamente hanno bisogni di carattere sanitario, quindi prima riformarle, ristrutturarle, riallocarle e poi vedere le risorse che possono giungere direttamente a queste strutture. Le due cose non sono incompatibili, perché nella riforma delle IPAB noi per un anno intero, tutto il 2019, abbiamo chiesto con
forza alla Regione Veneto e al Consiglio regionale di andare avanti con un progetto di riforma. Avevamo presentato anche le nostre proposte che in parte sembravano condivise, e però è chiaro che se non si ha un progetto non si sa neanche dove mettere i soldi, e quindi col rischio che senza progetto i soldi finiscano in canali non utili. È quello che dicevo, c'è rischioso? Sì, ma ci vuole prima il progetto, chiaramente. Come vedete la situazione? Poi siamo in una fase un po' interlocutoria, avete avuto già tantissimi incontri, proteste, azioni, eccetera. In questo momento il Consiglio regionale ha deliberato una commissione d'inchiesta che ha cominciato a lavorare in questi giorni, con l'obbligo di capire che cosa è successo nelle varie case di riposo. Ha l'obbligo di capire perché in alcune c'è stata la diffusione del virus, che cosa non ha funzionato, e in altre non c'è stato, e quindi cosa ha funzionato. La Commissione ha 2 mesi di tempo per chiudere i propri lavori. Chiaramente non conosceremo nelle fasi interlocutorie come sta andando avanti, perché la delibera ha segretato i lavori, però sta facendo convocazioni sia dei direttori delle ASL, sia dei sindacati, sia delle case di riposo private, cioè dei gestori delle case private, per capire esattamente che cosa è successo, e questo interessa anche a noi. Voi che idea vi siete fatti? Noi ci siamo fatti l'idea che sono mancate intanto le direttive. All'inizio ognuno ha agito per conto suo, mancavano le disposizioni, ma in molte di quelle dove c'è stato il grosso sostanzialmente della diffusione del virus è mancata l'azione dei direttori delle case di riposo e quindi delle direttive di come comportarsi. In molti manca la presenza del medico. E quindi una presenza costante sanitaria. Esatto, e quindi in una situazione sanitaria, se manca il medico, chiaramente gli altri agiscono così. Infatti non sono preparati ad affrontare, ma anche il personale non era stato preparato, insomma, adeguatamente, non poteva essere preparato a non situazioni. Solo non era preparato, ma poi all'inizio, in mancanza dei dispositivi, questi con tutta la buona volontà sono andati anche avanti, però probabilmente creando più danni che aiuto. Sì, infatti, assolutamente. E da questo punto di vista adesso c'è un po' di difficoltà relativamente all'ambito delle case di riposo. Diciamo che l'ultima delibera che ha fatto la Regione, che ha dato le disposizioni complessive sulla sanità per la ripresa del dopo Covid e anche per le case di riposo, che cosa sta creando? Con i distanziamenti obbligatori per avere diciamo, meno contagio, nelle case di riposo si sono ridotti il numero di posti letto a disposizione. Che già. Questo sta aumentando notevolmente le liste d'attesa, che già c'erano prima, ma c'è anche un altro problema, che qualche associazione di case di riposo sta già avanzando, che con i costi aggiuntivi dei dispositivi e con la diminuzione del numero di posti letto, le rette non bastano più. Quindi aumentare le rette. Il problema è che siccome non si può aumentarle a carico delle famiglie, perché sono già molto alte, deve intervenire la Regione Veneto. Questo diventa indispensabile. Esatto. È stata presentata la questione in Regione di questo problema, che quindi già si... Diciamo che è stata rappresentata, non ci sono stati diciamo incontri specifici, però siccome c'è questa commissione che sta lavorando, dentro alla commissione si faranno presenti anche queste cose. Sperando che qualcosa arrivi naturalmente, vuoi dal MEF o da qualche cos'altro, qualche fondo arrivi. Rilacciandosi un po' al discorso che ha fatto il segretario nazionale, il governo quanto ci può mettere del suo? Allora, ieri i 3 segretari generali nazionali dei pensionati della FNP, della SPI e della WILP hanno inviato 4 lettere al governo. Una lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro del MEF Gualtieri, perché in questi giorni si sta diffondendo l'idea, lanciata anche dal Presidente del Consiglio, di una riforma fiscale. Allora, noi abbiamo chiesto un tavolo specifico per discutere di riforma fiscale, ricordando 2 cose. Primo, i pensionati sono stati esclusi sia dal famoso bonus Renzi degli 80 euro, sia dal cuneo fiscale ultimo.
ma non è questo l'elemento principale. È che i pensionati italiani pagano più tasse di tutti gli altri pensionati europei, quindi sono sfavoriti rispetto alla capacità d'acquisto delle pensioni, e quindi nella rimodulazione delle aliquote fiscali va sicuramente tenuto conto l'esigenza dei pensionati. L'altro elemento che sta venendo fuori pesantemente è che il mese scorso ci hanno annunciato che siamo in deflazione. C'è stato un meno 0,2% nel mese di maggio. È chiaro che se questo continua fino a fine anno, deflazione cosa vuol dire? Vuol dire abbassare il potere d'acquisto del PIL, e quindi si riflette sia sulla rivalutazione dei contributi validi per il calcolo delle nuove pensioni, sia sull'integrazione o sull'adeguamento delle pensioni in essere. Il risultato sarebbe che dal 2021 per i nuovi pensionati c'è una riduzione praticamente del calcolo della pensione. Qui i giornali si sono buttati a capofitto, chi dice il 4, chi dice il 4,5 eccetera. Ovviamente è ipotetico, perché bisogna vedere se il 0,2 regge costante fino a fine anno. Ma poi c'è il mancato adeguamento al costo vita delle pensioni in essere, che già sono state tagliate perché non c'è stato l'adeguamento pieno negli anni passati, e quindi se con la deflazione addirittura andiamo a zero, vuol dire che il potere d'acquisto delle pensioni diminuisce sempre di più. Questa non è una cosa di poco conto. Non è una cosa da poco conto. Detta, lei è stata bravissima, l'ha detta così tranquilla, È per liscia, questo liscia. che abbiamo chiesto l'apertura del tavolo al governo. Caspita. Perché non vogliamo arrivare a dicembre. Infatti. Poi le altre due lettere sono state mandate, una alla Ministra del Lavoro per riattivare il tavolo che avevamo prima della pandemia. C'era il tavolo aperto sostanzialmente sulla riforma delle pensioni. Perché? Perché nel 2021, venendo meno quota 100, si rischia di avere quel famoso salto nel buio che è fine quota 100, ritorno alla Fornero. Quindi lì bisogna mettere in piedi un meccanismo di adeguamento graduale che permetta ai pensionati di scegliere di andare in pensione facendosi i propri calcoli eccetera, ma senza evitare poi il salto nel buio fino ai 67 anni. Quindi bisogna mettersi a un tavolo e cominciare a discutere con quale gradualità ne usciamo. La terza lettera è stata mandata al Ministro Speranza, cioè la pandemia ci ha messo di fronte al fatto che la sanità italiana è una sanità debole, che ha moltissime problematiche, e soprattutto le problematiche sono ancora più accentuate quando parliamo di non autosufficienti e di problemi legati alla non autosufficienza. Allora, siccome noi prima della pandemia avevamo un'avvertenza aperta dove chiedevamo una legge nazionale sulla non autosufficienza adeguatamente finanziata e chiedevamo un discorso di sanità pubblica, perché sennò il rischio è che slittiamo anche nella sanità verso il privato. Dopo l'esperienza fatta con la pandemia, a maggior ragione vanno rilanciate queste due cose: sanità pubblica e legge sulla non autosufficienza che sia adeguatamente finanziata. Perché la legge sulla non autosufficienza è stata fatta, è stata trattata tutto, era stato anche in qualche modo dato un finanziamento, però si attendeva che questo... Noi avevamo anche una legge regionale che però ha un finanziamento non sufficiente a far fronte a tutte le problematiche della non autosufficienza. Che comprende quella degli anziani ma anche di altre persone. Certo, disabili giovani, quelli che sono diventati disabili per incidenti o sul lavoro o autostradali, cioè tutta la gamma della non autosufficienza che ha bisogno di assistenza. E da questo punto di vista c'è sempre legato anche alla possibilità di avere dei supporti, degli aiuti per i pensionati, per le famiglie. C'è qualche cosa in vista? No. Al momento no, la riapertura del tavolo serve proprio a questo. Tra l'altro la pandemia ci ha dimostrato, primo, la debolezza delle case di riposo. Che in molti casi sono diventate, più che dei luoghi di assistenza, dei ghetti, dove la gente è stata abbandonata a se stessa. L'altra cosa ci ha dimostrato che chiusi determinati
presidi sul territorio, tipo i presidi per gli handicappati, per i non autosufficienti, eccetera, si è scaricato tutto sulle famiglie. Cioè, chiuse le porte di quei servizi lì, si è scaricato tutto sulle famiglie. Allora, questa è una lezione che abbiamo imparato e adesso bisogna capire come la sanità nel suo complesso, ma soprattutto quando è rivolta a persone non autosufficienti, eccetera, continua a reggere e a erogare i servizi anche nei momenti di difficoltà complessiva, perché sennò vuol dire che ovviamente noi abbiamo una sanità che non è in grado di mantenere l'assistenza a queste persone. Ma infatti la questione è anche dell'assistenza domiciliare, no? Cioè, allora, una volta che riuscissero ad ingranare un sistema di gestione corretta di queste strutture, le IPAB, eccetera, le case di riposo, per far capire ai nostri telespettatori, ci potrebbe essere un certo controllo, perché effettivamente dai delle regole alle visite, questo e quest'altro. Quando invece la persona è a casa, per esempio come succede anche molte volte in Lombardia, dove hanno degli aiuti, c'è l'infermiere che va settimanalmente, c'è questo supporto, quindi c'è molta attività in home, per esempio, però hai più rischio, perché l'anziano è molto più esposto, non ci sono regole che possono essere rispettate. Ma questo non è vero, perché anche in Veneto abbiamo l'assistenza domiciliare, abbiamo i distretti che fanno l'assistenza domiciliare. Il problema è di che tipo di assistenza parliamo, questo è fatto. Perché se parliamo di assistenza, non è qualitativamente elevato. Se parliamo di assistenza a persone con patologie terminali, sicuramente la nostra sanità ha un'eccellenza di servizio. I distretti sono attrezzati con medici, con infermieri, con cure palliative, eccetera. Ma per quelli invece che per quelli che invece non hanno queste patologie, chiaramente il servizio è molto lascia a desiderare. Infatti, quindi bisogna ridiscutere dov'è che è carente la delibera, l'ultima delibera che ha fatto la Regione Veneto, che pure alcune cose le dice. È carente proprio sull'individuare chi controlla cosa, chi controlla per chi e soprattutto a chi diamo l'assistenza dentro e fuori delle case di riposo. Tra l'altro si sta sommando l'ultimo episodio che abbiamo visto, un'altra preoccupazione, il discorso delle badanti. Molte delle nostre badanti sono persone che arrivano o dalla Moldavia o dall'Ucraina, oggi paesi ad alto rischio Covid. Abbiamo visto i fatti che sono successi. Abbiamo visto che praticamente, però, siccome molte di queste viaggiano con i famosi pulmini, se non vengono intercettate all'arrivo, il rischio è che vadano nelle famiglie e prima di scoprirli, sostanzialmente, abbiamo sia loro che la famiglia infettata. C'è stato il caso a Padova di quella che era ritornata, che ovviamente poi si è trovata la famiglia, eccetera. Allora, anche lì, che tipo di controllo facciamo sul rientro di queste? Che non basta il controllo sugli aeroporti, perché molte di queste non viaggiano in aereo. Ma neanche la responsabilizzazione, perché loro dicono devo ricominciare a lavorare. E l'altro problema è appunto responsabilizzare le famiglie. Le famiglie, secondo me, che hanno una badante che rientra, è opportuno che chiedano immediatamente il tampone. Però c'è sempre la settimana di scopertura, quello è il problema. Ho capito, però almeno se facciamo il tampone vediamo se sono o non sono infettate. Se invece non facciamo assolutamente nulla, il rischio è che poi dobbiamo gestire la badante più l'anziano più la famiglia. Infatti quello sì. Però le badanti che arrivano, che sono state anche sentite, cioè dicono io dove vado? Cioè hanno questo problema, perché... Questo è uno dei problemi da affrontare, uno dei problemi di dire finché non si ha la certezza che il tampone è negativo, che tipo di alloggio si dà a queste persone. Anche nelle case di riposo noi avevamo chiesto a suo tempo durante la pandemia di creare i centri Covid, in modo da isolare le persone che avevano il virus, che non era una ghettizzazione, era per evitare la diffondere del virus.
Questa cosa non è stata fatta. Adesso nella delibera della Regione si parla di case di riposo Covid, però siamo già in ritardo fortemente, insomma. Io non mi auguro un'altra pandemia a ottobre, chiaramente. Credo che non ce la auguri nessuno. Assolutamente. Ecco, poi lei aveva accennato, e ne avevamo già parlato anche tempo addietro, il discorso del paniere per i pensionati. Allora, noi nella nostra richiesta di riforma della pensione avevamo chiesto con insistenza un paniere specifico per i pensionati. Facciamo un'analisi molto semplice. La deflazione oggi da che cosa nasce? Nasce dalla caduta del petrolio e nasce dalla caduta di una serie di oggetti che stanno nel paniere che non sono quelli che interessano i pensionati, mentre stanno aumentando notevolmente i generi alimentari, i generi di prima necessità, i generi che i pensionati usano. Allora, avere un paniere specifico per i pensionati vuol dire, primo, tener conto quali esigenze hanno i pensionati, secondo, fare in modo che se viene avanti una deflazione totale i pensionati siano un po' più protetti. Almeno in questo. Almeno in questo. Allora, Vanna Giantini, segretaria, la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine, il tempo è letteralmente volato. Lo so. Le questioni sono tante, speriamo, incrociando le dita, che possano trovare soluzione, perché riguardano trasversalmente tutti, cioè è riduttivo dire solo i pensionati, perché in realtà ne sono coinvolte le famiglie, la società intera e tra l'altro anche tantissimi posti di lavoro. Perché questo è diciamo che la prima cosa che l'abbiamo chiesta anche noi sulla nostra piattaforma è lavoro per i giovani, per le donne, perché questa è l'urgenza praticamente nazionale, però l'altra cosa è riprendere alcuni tavoli che tengano conto delle necessità specifiche dei pensionati, che non vuol dire essere egoisti, vuol dire comunque sapere che siamo in ritardo almeno di un anno. Se voi tenete conto le manifestazioni che abbiamo fatto l'anno scorso a Roma con migliaia e migliaia di pensionati, noi da quelle manifestazioni con l'arrivo della pandemia non abbiamo portato a casa nulla. Eccola. E allora, io le auguro un buon lavoro, perché so che sarà un'estate calda particolarmente dal punto di vista lavorativo. A voi telespettatori vi ringrazio, vi ricordo che tutte le puntate poi le potete rivedere durante il periodo estivo in replica di settimana in settimana, ma saranno anche naturalmente come sempre sul web. Però per tutte le informazioni raccomando, per carità scriveteci, noi riceviamo le vostre mail, poi le domande le facciamo ai nostri interlocutori, però contattate direttamente le sedi dell'FNP CISL che sono presenti sul territorio. Prenotatevi un appuntamento e cercate di risolvere il prima possibile le varie questioni. Approfittate di questo periodo che magari ci può essere un po' più tranquillo forse, però fatelo. Grazie ancora, grazie segretaria, a voi naturalmente buon lavoro. Grazie a voi.